Dal centro di Palermo comincia un viaggio internazionale che vuole abbracciare la cucina italiana. Siamo qua, guarda, parte dalla bellezza, guarda questa bellezza. E ti porto dove? In una libreria. Ma mi porti a mangiare? No, in una libreria. No, dai, mi porti a mangiare. Allora, siamo nella libreria Dante, nel cuore di Palermo. Allora andiamo a leggere i piatti, dai, andiamo a leggere. Salve, prego. Davide, ti ho fregato, non è una libreria. Non è una libreria. Come si leggono i piatti? Non si mangiano. Abbiamo scelto di iniziare questo viaggio da una libreria, anche se non nasce come libreria. Questo è il caffè Umberto I, 1876, 20-25 anni, poi è diventato libreria D'Agate, libreria Dante, libreria Procopio e ora visto. Nell'invitarti io mi assumo una responsabilità pubblica, tu ti assumi la responsabilità di aver accettato questa rete, sono coinvolti ristoratori che fanno il ragionamento che tu hai fatto in tutto il mondo. D'ora in avanti, quando tu non solo sbagli per te, ma sbagli per tutti quelli che insieme hanno messo la loro responsabilità. Mettiamo così in chiaro, la responsabilità è alla base del lavoro che facciamo. Le mie più grandi discussioni dentro le cucine, al di là di come fare o non fare tecnicamente un piatto quando sbagliano, è quella sulla responsabilità di tenere tutto pulito, responsabilità di stare attento ai processi di conservazione, tutta roba che conosciamo benissimo, ma che ogni tanto qualcuno magari ha delle defaglianze, tu lì lo richiami alla responsabilità, che è quello che tu stai facendo, e poi finisce il piatto della persona. Non è corretto, non è responsabile. Parlavamo di responsabilità e la responsabilità del numero uno qual è? La numero uno. La numero uno, vuol dire, lui è la punta dell'iceberg. È il primo a essere responsabile. E quindi consegniamo a Bisso Bistrò a Palermo, ai 4 canti di Palermo, la prima targa ai Go Italian della rete che promuove il riconoscimento della cucina italiana, ovvero UNESCO. Quindi grazie. Grazie a voi. E buon viaggio a tutti noi. E buon viaggio. Buon viaggio. Poi ci presentiamo il tuo alter ego all'altro lato del mondo. Lo presentiamo al pubblico, va bene? Grazie.